Ladies and gentlemen, Yannick Sinner! Benvenuto Yannick Hello. nel club di Wimbledon. Vedo che sei a tuo agio. Ti piace stare qui, eh? E allora, c'è un meglio un dubbio. Quando sei in campo e ti viene di fare da pipì, come fai? Come ti trattieni? Perché tutti siamo curiosi di questa cosa. Vorremmo capire. Allora, io dall'inizio veramente, sia a Djokovic ci ha consigliato sia a me che a Carlos. Perché diceva che non vi mettete i pannolini o quelli sai, quelli per la notte, Ines no, perché dice state sempre asciutti, non c'è bisogno che andate a campetto quando giocate. E probabilmente vi troverete bene, infatti noi ci siamo sempre trovati bene dall'inizio, grazie a Luka Djokovic, perché giochiamo, non abbiamo bisogno di smettere per andare Quindi con Alcaraz seguirete anche voi al campo. So che giocate soldativi molto spesso. Bravo. Sì. Può dire un problema. Che progetti hai per dopo Wimbledon? Sì, ma una cosa che ho sempre avuto passione è giocare a boccette. Boccette, ho preso un set su Amazon e io con mio fratello di solito ci passiamo il tempo. Quindi se ho capito bene non tutti i sogni giocare a boccia. Bella questa cosa. Sì. Mi fa piacere. Sì, io e mio fratello ci passiamo il tempo così, lui è bravo. Con tuo fratello litigavate mai per la pallina quando giocavate? Dai, dimmi la verità. Perché vedo che c'è un po' di competizione fra te e tuo fratello. No, mai. Lui è sempre stato, Chi è quello più che intelligente di forte. tutte e due, dai? Vedi? Sii onesto. È lui, no, è lui, 100%. Dai, potresti dircelo a tutti. Tanto resti in confidenza. No. E poi un'altra cosa. Ma hanno detto che non sai nuotare, bene? Questa cosa. Ma Su, dai, non fare il timido, confessa. Dai, sai nuotare o non sai nuotare? Che sai, vuoi le montagne? nelle montagne, nelle montagne acqua non ce l'è. E quindi io non sono mai stato abituato, a nuotare. Una volta mi hanno detto, ma da fila a nuotare. E io ho detto, no, ma che fa? Magari a sciare posso fare qualche cosa, ma nuotare non è una cosa, per me, una stato mai, una cosa. E poi a me, nuotare non mi viene naturale. Allora, ti diversi. Ciao.